Questo convegno è stato organizzato in collaborazione con il Lions Club di Siracusa proprio per parlare di quelli che sono i prodotti tipici della Sicilia, in modo particolare della destinazione Siracusa. Molto importante è stato il concetto di dieta mediterranea, parlato proprio dal professore Migliaccio, che è uno dei più grandi ricercatori e studiosi della dieta mediterranea. Infatti ha ricevuto un premio illustre a dicembre proprio a New York sulla dieta mediterranea. Molto importante questo binomio che c'è proprio tra l'agricoltura e il turismo enogastronomico, ovvero un'alimentazione di qualità può anche diventare una fonte di attrazione dei turisti, dei flussi turistici nei confronti della nostra destinazione Sicilia e in modo particolare nei confronti della destinazione proprio di Siracusa. Oggi sono state praticamente toccati tutti quelli che sono i principi della dieta mediterranea, la qualità dell'alimentazione e poi nel caso specifico si è parlato di marketing turistico, ovvero di strategie come attrarre i flussi turistici nella nostra destinazione. Magnifico questo convegno organizzato qui a Siracusa dalla professoressa Bernadette Lobianco e con la collaborazione dei Lions e anche di molti altri sponsor. Bellissimo perché parla della dieta mediterranea in generale, ma focalizzata su quelli che sono i prodotti della Sicilia, in particolare della provincia di Siracusa. Io penso che questa comunicazione continua e particolare possa e debba produrre i suoi frutti nel futuro. Sia con il consumo dei frutti, sia col consumo della verdura e di tutti i prodotti propri della dieta mediterranea. Ecco, io lo ritengo importante, dovrebbe essere moltiplicato, dovrebbe esserci la continuità nell'educazione alimentare e nella diffusione di quelli che sono i principi della dieta mediterranea, che è la dieta veramente che là dove è stata adottata ha ridotto l'incidenza di tutte le malattie, sia quelle metaboliche che cardiovascolari ed anche di alcune malattie particolari quali il Parkinson e l'Alzheimer.